Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo per i prossimi giorni. In queste giornate caratterizzate dal maltempo abbiamo vissuto la formazione di diverse celle temporalesche grandinate locali, soprattutto sul Veneto, sui settori centro-orientali, parecchie fulminazioni e la formazione di shelf cloud che hanno interessato anche il resto delle pianure del nord-ovest. Forti temporali a carattere grandigeno continueranno a verificarsi, ma solamente sulle regioni del centro e del sud Italia, mentre al nord avremo tanta variabilità in contesto comunque più instabile solamente sui monti, con dei temporali durante le ore diurne e le ore serali fino alla giornata di venerdì. Temperature che si manterranno in media col periodo leggermente sotto solamente al centro-sud. Notiamo come la giornata di mercoledì sarà variabile, temporaneamente nuvolosa sui settori di pianura, instabilità e qualche acquazzone solo sui settori prealpini e alpini. Giornata di giovedì anche qui variabilità, con qualche isolato piovasco solo su prealpi e sui monti. Venerdì qualche temporale potrebbe sconfinare fin sulle alte pianure del nord-est, mentre al weekend rinforzerà l'alta pressione portando tempo stabile. Notiamo da questa grafica come il vortice si allontanerà verso il sud Italia e verso la Grecia, con un temporaneo rinforzo delle correnti umide instabili da ovest, ma tornerà prepotentemente l'alta pressione, sole e caldo, moderata afa che ritornerà proprio a partire dal weekend, dalla giornata di domenica. Punte oltre 30 gradi su gran parte delle pianure, ma anche in quota, e pensate probabilmente settimana prossima oltre 35 gradi a partire dalle regioni del sud sulla Val Padana. Ma rimanete aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.